Tutto il mondo dell'ortofrutta mondiale si ritrova qui a Rimini in occasione dell'edizione 2026 di Magfrut. In sommario questo e tanto altro, linea alla regia per la sigla. Verde Nord-Est può iniziare. Leonardo Dorizzi, la grande bellezza qui a Magfrut 2026, si parla di conquistare quote di pancia. Che cosa vuol dire? Sì, alla conquista di quote di pancia, un titolo un po' anche provocatorio, insomma comunque che attira l'attenzione. Quindi oggi affronteremo insieme ad esponenti della GDO e anche del mondo dell'agroalimentare, in questo caso l'azienda Roncadì, di quella che può essere un nuovo sviluppo per i prodotti agricoli della terra, di cui appunto noi rappresentiamo molte filiere IGP. Le traiettorie secondo me su cui dobbiamo ora lavorare, dopo aver parlato della bellezza, dell'importanza di tutta questa cosa qua, è una, la destagionalizzazione, quindi quando mangio il prodotto al di fuori del periodo di raccolta, quando è buono, ho voglia di mangiarmi le pesche in inverno, quindi te le do sciroppate, te le do nel gelato sotto forma di canditi. In questo caso, assieme alla pizza, si sta ragionando come un prodotto, ad esempio radicchio IGP, diventi l'ingrediente perfetto di un prodotto che oggi fa parte della tradizione italiana della cucina. E l'altra traiettoria è quella dell'esportazione, quindi si parla di esportazione. Non tutti i prodotti sono esportabili in paesi lontani allo stato fresco, ma trasformati ci si può arrivare. Oggi è importante per il consumatore, e voi ci avete lavorato molto, offrire anche un packaging adatto, e io qui ho uno dei tanti esempi. Uno dei nostri cavalli di battaglia, oggi si parla di creare un reparto ruvido. Ruvido significa che quando tu entri in un negozio vieni colpito appunto da un packaging, da un prodotto, per cui anche se non avevi intenzione di acquistarlo, ti avvicini, raccogli magari degli elementi anche storici del prodotto, della tradizione italiana, di cui insomma molti dei nostri prodotti partono dall'era romana, quindi abbiamo una storia incredibile, e quindi è un prodotto che attrae, colpisce e quindi genera nuova vendita. Ci tenete molto voi anche alla storia che c'è dietro, perché nelle confezioni, oltre a raccontare il prodotto, raccontate anche come si può consumare. Allora, la storia oggi è la nostra ricchezza, il nostro distinguo. L'Italia, insomma, l'abbiamo detto mille volte, è 80% della cultura italiana, l'arte, e quindi anche i prodotti, molti appunto dicevo trovano le origini tra etrusche e età romana, e quindi l'unicità delle filiere italiane è un nostro punto di forza anche in un momento di globalizzazione, anche in un momento così delicato come stiamo vivendo. Ma si sta lavorando anche su quello che è il consumo in tavola. Ad esempio abbiamo visto col cavolfiore, fu Davide Oldani a raccontarci che il cavolfiore non va cotto, va consumato crudo. Nel caso dei radicchi, insomma, sono molteplici le ricette che inseriamo nel packaging, quindi un utilizzo trasversale. Siamo arrivati addirittura a preparare dei dolci, quindi grande bellezza italiana a 360 gradi. Abito sartoriale per il confezionamento della frutta, quello che fa Unitec, azienda di Lugo di Ravenna, che si occupa appunto del packaging. Andiamo a sentire le novità dalla voce di Angelo Benedetti, presidente di Unitec. La Fiera Magfrut è sempre un momento importante per comunicare, per connetterci ai bisogni del nostro settore e per portare all'interno di questa manifestazione delle soluzioni. Noi come Unitec ci siamo concentrati molto nel portare soluzioni legate alle problematiche che ultimamente
assillano il nostro settore. In particolare il concetto della carenza di manodopera all'interno sia della campagna, e qui abbiamo sviluppato dei sistemi robotici per la raccolta automatizzata della frutta, di alcuni tipi di frutta, non tutta, in particolare per il kiwi, per le pesche, per le mele, eventualmente anche le susine, in quanto siamo oggi positivamente, diciamo, fiduciosi che nel 2027 siamo in grado di installare le prime linee robotizzate per la raccolta di questi frutti. L'altro mondo è la centrale ortofrutticola, dove continuiamo lo sviluppo delle tecnologie per la classificazione della qualità esterna, quindi visione della superficie del frutto, ma anche della qualità interna, quindi entriamo dentro il frutto, andiamo a vedere se ci sono dei problemi, se ci sono delle muffe, come nel melograno, nelle altre tipologie delle mele, le pere, le susine, le albicocche, tanti frutti. Anche in questo caso frutti come la frutta secca per le nocciole, le castagne, i datteri, quindi una moltitudine di frutti, e per ognuno di questi abbiamo sviluppato una tecnologia dedicata, specifica, in modo da dare, diciamo, una sicurezza a chi commercializza questi frutti di poter consegnare ai propri clienti, ai propri consumatori, un frutto buono da mangiare. Non tradire le aspettative di chi ci dà fiducia è una prerogativa, a mio parere, strategica per il nostro settore, e noi su questo ci siamo impegnati molto. Un altro aspetto che va sempre nella direzione della riduzione del bisogno di manodopera specializzata, che oggi non si trova quasi più, diciamo, è tutta la fase sia di alimentazione delle linee, sia di confezionamento e della fase finale di incassettamento e pallettizzazione. Qui abbiamo generato molte soluzioni di confezionamento automatico, sia per le mele, sia per le pesche, sia per le susine, sia per i kiwi, e credo che oggi siamo a un livello dove l'utilizzo delle nostre tecnologie può portare a processare differenti tipologie di frutti senza, direi, quasi l'ausilio della manodopera. Credo che questo sia un risultato per il futuro del nostro settore positivo, in quanto possiamo colmare la differenza di competitività con un po' tutti quei paesi dove in queste fasi avevano dei costi di manodopera molto bassi. L'acquisto di tecnologia sì, si fa una volta, ma dopo per 10, 15, 20 anni non ha più costi. La manodopera ovviamente, anche se ovviamente costa meno di una tecnologia, ma tutti gli anni è un costo che si ripresenta continuamente. Uno dei più importanti mercati all'ingrosso d'Italia è quello di Padova, il MAP, con una forte vocazione all'esportazione. Abbiamo sentito il presidente dei grossisti e l'assessore Antonio Bressa. Abbiamo creduto in questa fiera, anche sulla sollecitazione del direttore Luigi Bianchi. Siamo tornati con uno stand di 100 metri quadri, 8 ditte grossiste coespositrici tra le più grandi del mercato, e abbiamo visto che anche Rimini sta diventando una fiera internazionale quasi al pari delle grandi fiere di Madrid e di Berlino. Abbiamo visto operatori stranieri, abbiamo visto operatori italiani, un bel movimento. MAP
quindi continua ampliando la gamma di partecipazione alle fiere con questa di Rimini, che penso rimarrà, nel solco dell'ammodernamento notevole che sta facendo con il piano PNRR. Abbiamo 6 cantieri in atto e un investimento molto importante dove l'ente gestore del MAP gestirà per la prima volta il freddo, cioè il core business, cioè la refrigerazione delle celle dei grossisti con una grandissima centrale unica. Questo è un grosso progetto che assomma la tecnologia investimenti green e che quindi è una continuazione di un processo di ammodernamento e di sviluppo che il MAP sta sempre più perseguendo. Direi molto interessante rispetto anche agli anni scorsi, mi sembra di vedere un bel afflusso e comunque un afflusso importante, perché comunque si crea contatto, si crea visibilità. Noi come MAP di Padova quest'anno siamo presenti con uno stand importante, più grande, perché abbiamo pensato di intraprendere questa strada e quindi di provare a creare valore anche attraverso la fiera di Rimini e non solo attraverso le altre fiere che facciamo normalmente. Quindi è una cosa nuova e noi ci crediamo. Vogliamo essere positivi, ma vanno presi in considerazione gli aspetti esterni, leggi, guerra, tensioni internazionali, ripercussioni per l'estero, per il vostro lavoro ci sono? Sì, assolutamente. Cerchiamo di vedere positivo, perché per noi il mantra deve essere vedere positivo. Noi stiamo resistendo così come siamo resistiti a tanti altri momenti di crisi negli anni passati. Sicuramente il momento non è dei migliori a tutti i livelli, però ecco, noi cerchiamo comunque di avere un'ottica nel futuro che sia positiva e propedeutica alla crescita delle nostre attività. Noi cerchiamo di fare squadra, quindi anche insieme a chi rappresenta la Camera di Commercio accompagniamo in queste missioni, in queste presenze nelle fiere, in questo caso la Fiera di Rimini, che è una fiera che mette al centro anche il sistema agroalimentare italiano, che trova qui una bella vetrina. È importante per il MAP esserci perché il nostro è un mercato leader nell'ambito delle esportazioni, è un mercato molto importante e qua dove c'è l'incontro tra produttori, grossisti e operatori del settore, avere questa presenza permette di sviluppare in maniera positiva questo business. C'è da dire che la città di Padova sta puntando molto sul suo ruolo come snodo logistico sull'area del nord-est e quindi rinforzare anche questa capacità del MAP vuol dire andare in quella stessa direzione che genera delle opportunità importanti per il territorio. Bentrovate cari amiche e cari amici di Verde Nord-Est, pillola verde numero 3 di primavera che finalmente si è affacciata su tutte le nostre terre, sulle campagne, sulle colline e fino verso il mare. Non vorrei sembrare un portatore di notizie soltanto negative, ma purtroppo ce n'è un'altra che coinvolge la nostra agricoltura e colpirà anche le nostre tasche, perché la guerra dello stretto di Hormuz, il blocco dello stretto di Hormuz, sta creando forti disagi e ha bloccato anche il transito delle importazioni di urea, il fertilizzante più utilizzato anche nelle nostre campagne, che viene raccolto e realizzato nell'est e arrivava attraverso il mare nelle nostre aziende agricole. Per adesso questo problema non si sente ancora molto perché non sono aumentati i prezzi per quelle aziende più grosse che avevano già fatto scorta per i loro fertilizzanti di questo prodotto, prodotto naturale ovviamente, ma già le aziende più piccole, quelle orticole, sono in difficoltà e stanno per arrivare ai rialzi e rincari dei prezzi anche nei mercati, anche per i nostri ortaggi. Territorio, talento, turismo, ecosistema DOP 2040 è il titolo di una tavola rotonda che si è svolta in contemporanea con l'assemblea dei soci dell'Asiago DOP. Andiamo a sentire le voci dei protagonisti.
intanto l'Asiago è uno dei prodotti più importanti che abbiamo nel paniere italiano, è un prodotto storico ma è un prodotto anche che ha saputo creare mercato, ha saputo creare anche un traino sulla DOP Economy, perché proprio ha dimostrato negli anni di essere un prodotto che è rimasto molto legato al territorio come tutti i prodotti DOP, ma questo ha avuto secondo me una marcia in più perché c'ha un tema che a me mi è caro, il discorso delle malghe, cioè il fatto di consolidare un'idea di un prodotto che ancora è legato all'ambiente, è legato anche a una caratteristica della tradizione, quello del formaggio in malga, e questo è anche, diciamo, un messaggio moderno, perché anche l'iniziativa Made in Malga oggi è uno di quegli elementi distintivi di questa filiera che non vende solo formaggio ma vende esperienze che sono legate all'ambiente, legate alla natura, che secondo me sono i valori più importanti che si possono legare al cibo e soprattutto al cibo di qualità italiano. Qualcuno dice che quando si è molto copiati è perché c'è qualcosa da copiare di grande valore. È chiaro che noi dobbiamo difendere però questo fenomeno, sappiamo che l'Italian Sounding conta su circa 72 miliardi di euro di esportazioni dell'agroalimentare, conta oltre 150 miliardi, quindi letteralmente qualcuno, scusate il termine, appiccica un nome italiano su un prodotto e perché lo chiama italiano. Ogni euro che noi abbiamo prodotto con grande sacrificio e costruito un marchio con grande sacrificio, qualcuno ci mette un marchio sopra che suona italiano e si porta a casa 2 euro, non è giusto, bisogna difenderlo. È diverso dalla contraffazione, la contraffazione è invece una illegalità che si può attaccare direttamente, l'Italian Sounding è un po' più difficile, quindi bisogna lavorarci in modi diversi, con strumenti diversi, però ci dobbiamo stare sopra e continuare a lottare per preservare il nostro territorio, i prodotti del nostro territorio, il Made in Italy, ed è una questione aperta e sul tavolo che anche con il Ministero dell'Agricoltura, con il Ministero degli Affari Esteri stiamo portando avanti in modo importante in Italia e all'estero. Se ne esce facendo gruppo, facendo squadra, buttando avanti anche delle idee, delle proposte. Queste secondo me devono essere sempre utili e valide, perché la proposta alla fine porta anche fieno in cascina, porta anche nuove idee, anche nuove collaborazioni. Io ho cercato in qualche maniera di focalizzare il mio breve intervento sulla promozione di prodotti, sulle DOP, sul sistema DOP, e anche lasciando una cosa che a me ha fatto tanto piacere: vivere 5 giorni di Vinitaly significa anche vivere una grande collaborazione in termini di promozione e anche di vita di questi prodotti dal punto di vista della qualità, del mangiare, del stare insieme. Ecco perché ho detto: perché non possiamo fare un grande evento anche nel latte, nei formaggi, nelle macchine che lavorano nel latte, con dei risultati secondo me importanti. L'Asiago rappresenta veramente una regione perché tocca diverse province e soprattutto è un sinonimo di eccellenza, di qualità, di tradizione, ma anche di capacità di innovare, e quindi è molto importante che nella tutela delle tradizioni ci sia anche la capacità di attirare talenti, e la regione in questo può fare molto. Dagli imprenditori e dagli operatori oggi è arrivato comunque un monito a cercare di superare un po' la logica del piccolo e bello. Il consorzio è forte come strumento proprio per questo, perché aiuta a fare economie di scala senza perdere l'identità, e al tempo stesso abbiamo visto quante professionalità ruotano attorno a questo settore. Sono avvocati, sono ricercatori, biologi, e quindi il rapporto con l'università e con chi sa ampliare i mercati è fondamentale, e per questo serve la capacità di fare sistema. Settimana della bonifica è una serie di eventi che coinvolgono tutti i consorzi di bonifica del Veneto. Noi abbiamo sentito la voce del direttore di Ambi Veneto, Silvio Parizzi, per questo importante evento. Io mi occupo di Ambi Veneto, che è l'associazione che raggruppa gli 11 consorzi che sono sul territorio veneto.
11 consorzi che hanno caratteristiche totalmente diverse a seconda del territorio che vanno a gestire. Spesso qualcuno oggi ha detto una cosa stupenda, che la manutenzione non è sexy, praticamente non è spendibile dal punto di vista politico, ma è fondamentale. Allora come consorzi, come associazione, come consorzi ci siamo dati l'impegno di spiegare il più possibile alla società civile quelle che sono le funzioni fondamentali per garantire il territorio che voi oggi vedete, un territorio che è il frutto di centinaia e centinaia di anni di manutenzione, di attività e di lavoro. Senza il lavoro dei consorzi di bonifica, degli agricoltori e di tutti coloro che regimentano le acque piuttosto che cercano di creare sicurezza, appunto ha portato a questo bellissimo territorio. Siamo nella settimana della bonifica, abbiamo tantissime iniziative proprio indirizzato su cercare di fare conoscenza su quelle che sono le opere che andiamo tutti i giorni a manutentare e a creare. Siamo in un territorio dove dal 2017 al 2025 sono stati fatti 512 milioni di euro di investimenti e dobbiamo assolutamente continuare per essere sempre più efficaci anche a contrastare quelli che sono i cambiamenti climatici che portano da una parte ad avere periodi di siccità intensi, dall'altra eventi che mettono a rischio la sicurezza del nostro territorio. Le informazioni sugli eventi della settimana della bonifica, i nostri amici che ci guardano da casa dove le possono trovare, direttore? Sicuramente su internet, ogni consorzio ha una sua tabella di eventi, sono veramente quasi un centinaio, quindi diventa difficile a ricordarli, però lo si trova sicuramente in riferimento ai social. Ve l'avevamo promesso, era una novità, siamo volati in Texas, a San Angelo, negli Stati Uniti, per andare a conoscere Gianluca Pizzo e la sua West Texas Experience. Guardate un po'. Ciao, sono Gianluca, nato e cresciuto in Italia per grazia di Dio e texano per scelta. Ci troviamo oggi a San Angelo State Park, qui nel West Texas. Venite con me, vi faccio vedere la bellezza di questi luoghi. In questo punto ci troviamo sul punto più alto di San Angelo, un promontorio che fa vedere qui quello che noi chiamiamo State Park, che è un parco nazionale, in questo caso statale, perché è mandato avanti a livello amministrativo dallo Stato del Texas, non dal governo federale. Come vedete qui davanti a voi questi arbusti, questa visione semidesertica del panorama rappresenta la vegetazione originaria che c'era qui in questa parte del Texas. Si parla di arbusti o alberi mesquite, da cui gli indiani, sia gli Apache che i Comanche, affumicavano la carne ed hanno poi trasmesso l'arte del barbecue ai primi cowboy. Poi vediamo anche dei cactus, che in Italia li conosciamo come fichi d'India. Qui siamo a un'elevazione di 650 metri sopra il livello del mare, è un altipiano e se ci muoviamo più a ovest, già a 20 minuti da qui il panorama da semidesertico diventa desertico e l'elevazione passa da 650 fino ai 2000, quando poi raggiungiamo il Rio Grande, che è il confine con Messico. Non sono un esperto di fiori, però questo è il Bluebonnet, è il fiore simbolo dello stato del Texas. Durante questa stagione, insolita delle piogge che abbiamo avuto qui nel mese di aprile, possiamo vedere come è rigogliosa qui la flora. Ovviamente, essendo in un clima semidesertico, si parla di colori che vanno dal marrone al giallo, che sono i colori del deserto. Ora noi ci godiamo questo bellissimo colore verde. Allora, della flora ne abbiamo parlato prima. Si parla di bluebonnets o altri tipi di fiori selvatici qui in Texas, di cactus che noi qui li chiamiamo prickly pears cactus, che sarebbe il fico d'India. Poi ci sono alberi mesquite, ci sono le querci, una quercia autoctona qui del Texas. Poi per quello che riguarda la fauna,
Gli animali principali più importanti qui sono i volatili, si parla di avvoltoi, di falchi, di aquile, aquila anche con la testa bianca, la bald eagle, simbolo degli Stati Uniti. I bisonti sono allo stato brado, li possiamo trovare sia qui al Parco di San Angelo che in tutti i vari altri parchi qui in Texas, fino al Parco Federale del Big Bend. La ricchezza del West Texas, a parte il petrolio, è l'acqua, che è la fonte primaria di tutti questi ranch. Senza acqua non c'è vita, e qui a San Angelo l'acqua c'è, è nel sottosuolo, dove c'è la più grande falda acquifera del Nord America. Venite con me a vedere le nostre riserve d'acqua, la fonte di vita più preziosa. San Angelo presenta 3 riserve d'acqua, 3 grandi specchi d'acqua, tra cui c'è questo, il Nasworthy, che è il lago artificiale di San Angelo, che è collegato con altri 2 importanti riserve d'acqua. Qui nel West Texas l'acqua è la risorsa principale per la sopravvivenza. San Angelo è attraversato dalla Concho River, che poi lo stesso poi si confluisce nel Rio Grande, e San Angelo ha una grossa riserva d'acqua sotterranea. C'è una delle più grandi riserve d'acqua di tutti gli Stati Uniti, si trova sotto il Texas. Il Texas è ricco in petrolio, ma anche in acqua, grazie alla quale i nativi riuscivano a sopravvivere, e grazie a questa riserva d'acqua importante è nato il Fort Concho, e poi da Fort Concho si parla della città di San Angelo. Adesso, dopo tanta acqua e un po' di verde, vi porto io nel deserto, vi faccio vedere che cosa vuol dire il deserto qui in Texas. Venite con me. Benvenuti nel mio West Texas, dove molti di voi pensano che non ci sia niente, e noi di questa parte del paese diciamo che c'è tutto. Venite con me e vi mostro le bellezze di questa parte del Texas a voi sconosciute. Il Texas ha 9 zone climatiche e io sono di parte e mi piace il deserto. Questa parte del Texas sono il Sand Dune of Monahans Desert. Che vuol dire questo? Che è uno dei deserti più grandi del Texas, uno dei deserti di dune di sabbia più grandi di America, e qui c'è l'acqua. Il sottosuolo qui c'è l'acqua, è stata scoperta da un certo signor Monahans, di origine irlandese, grazie al quale la ferrovia, a metà dell'800, è potuta arrivare in questa parte del Texas, perché senza acqua, treni a vapore, non si potevano muovere. Adesso andiamo a vedere un paesaggio che sembra essere preso da un paesaggio di guerre stellari, dove sembra che non ci sia niente, ma è pieno di vita, pieno di rettili. Ovviamente siamo nel West Texas, quindi si parla di serpenti a sonagli, copperheads e altri animali, lucertole, e tutto un microclima unico e particolare. Nel capolavoro di Sergio Leone, Il buono, il brutto e il cattivo, c'è un'ambientazione, anche se il film è stato girato tra l'Italia e la Spagna, c'è un'ambientazione nel deserto. Mentre noi vediamo un piccolo scorcio, perché l'Europa non regala deserti di questa vastità, la storia in sé viene ambientata durante la guerra civile, in una parte tra il Texas, l'Arizona e il Nuovo Messico. Ci sono solamente 2 posti dove le battaglie tra il nord e il sud, qui nell'ovest, sono state combattute. Sono battaglie che non hanno avuto significato. L'ambientazione del genio di Sergio Leone parlava di una guerra nel deserto, e c'è stata una battaglia proprio qui, nel deserto, dove nel romanticismo di Sergio Leone diceva che neanche la guerra osava tanto a passare dentro una fornace lunga centinaia di miglia in mezzo al niente. E questo è il deserto del Monahans. Siamo a quasi 3 ore da El Paso, l'ultima città a ovest del Texas,
dopo la quale entriamo nel territorio del Nuovo Messico o se andiamo a sud del Messico. Questa è una zona che a me personalmente dà pace, c'è una bellezza unica e non si può fare a meno che ammirare la vastità degli spazi e la sua bellezza estrema. Temperature durante il giorno superano oltre i 40 gradi nella parte d'estate, il giorno in inverno non siamo mai sotto i 30, solamente in alcuni casi molto rari la temperatura qui scende sotto i 30 gradi. La notte, essendo nel deserto, fa quasi freddo, non in estate, e qui si parla di un forno che c'è sia in estate che in inverno. L'estate che venite qua è stata Teta ai Serpenti. Io raccomando a tutti di venire a visitarlo questo posto perché è una bellezza unica. Spero siate d'accordo con me. Associati olivicoltori, ben ritrovati al numero 20 del periodico 15 maggio 2025. Come vedete, le mignole oramai si stanno trasformando in fiori e tra pochi giorni avremo anche la fioritura degli olivi, già iniziata in altre regioni d'Italia. Le piogge che sono venute in questi ultimi giorni hanno mediamente idratato i terreni e anche le piante. Purtroppo in alcune zone abbiamo avuto delle grandinate e qui partiamo subito con la difesa fitosanitaria perché in questo momento è necessario intervenire entro le 24-36 ore da questo evento meteorico per andare ad effettuare degli interventi di disinfezione. Attenzione però nell'usare i prodotti rameici che in una fase di prefioritura o di già fioritura il rame potrebbe avere un'attività fitotossica. Si consiglia pertanto, se necessario, di andare ad utilizzare la dudina, il fosfonato potassico, eventualmente utilizzare triazoli. In questo modo qui non andremo ad affaticare la pianta che deve già rimarginare i danni da grandine. In questa settimana i monitoraggi che abbiamo eseguito negli oliveti ci hanno dato una presenza alle volte inaspettata di cocciniglie cotonose. La vedete in questi rametti qui, si presenta molto bene, abbiamo già presenza anche di neanidi e con molta probabilità l'inverno mite che abbiamo avuto ha favorito in alcune zone la proliferazione di questo parassita. E adesso, nel ringraziarvi per l'ascolto, un buon risentirci alla settimana prossima. Termina qui la puntata di Verde a Nord-Est che potete rivedere sul nostro canale YouTube, sul nostro sito www.verdeanordest.tv. Se volete scriverci la mail è redazione@verdeanordest.tv. Seguiteci durante la settimana sui nostri social. Appuntamento con voi è la prossima settimana. Stessa rete, stessa ora. Vi aspettiamo.